In questo video vediamo su de Eleonora d'Arborea. Eleonora è sicuramente uno dei suoi personaggi sardos o pronumerado. Noi sardos de iscia conosciamo su numene, ma non sa valentia schiattato. Conosciamo su sa storias, ma non si storia. E schimo però che sia stata una regina, una reina manna e che ha rimunito tutta sa Sardegna e sutta de un'istirpe sarda in bianne che foras a sorme e conquistadore Sanzenos. Eleonora d'Arborea nasciti a Molinderei, una vita catalana prosammanqui su 1340. Ebbene, in Sardegna, pare che sa famiglia che hanno atta 2 anni e messo. Dessa pizzinnia e dessa gioventù sua non stata arrivato pacos iscrittos, non si schimmeda. E sopra dessa figura sono stato usata armedas congetturas e sopra dessa aspetto fisico suo. Dopo che è stata accattata una scultura in preda, sono stata medas ipotesi sopra questo semoto che anche le partiata e succavano destro che le partia da sucro o a vinzare del giosso. De iscia si comincia a dare sul documento scanno su Babbo Mariano IV in previsione di accordo anti-aragonese ha cominciato a pensare a chi è cugiubare Sarfizzas e quindi ha cugiubato Saiza Beatrice che in Americo Visconti di Nardona ammiraglio un uomo meda potente ammiraglio de Sure de Francia e invece Leonora che in Brancaleone Doria chi ti Brancaleone Doria iti de Sordurias genovese, una famiglia potente genovese, iz legittimo de Brancaleone Manno, che su tempo però si tatu riconoscere sa legittimità e iti hai applicato possesso de tutto sos possedimentos o sardos o de Sordurias. Allora, e dove hai atta vedo bene Mariano, Cugiovanne Saizza che in Brancaleone le redate indotte a Castelgenovese, chi è stesso attuale Castelsardo, che è il grande cruccio del Brancaleone che ha medas puntos strategicos e sa parte del susso della Sardegna e gli mancava proprio Castelgenovese. Però questo accordo e questo congiubio tardano a si realizzare e evidentemente Mariano non si fidava, non si dava a meda de Brancaleone che amico de sos catalanos. Difatti si canno o si cugiuvat Eleonora a quasi 37 anni, che portanno una età insolita per una emina si cugiubara. 36 anni sono già vezza e crauda puro. E quindi ti succede che Eleonora va a stare sia che su Cogiubio o va a stare a Castelgenovese nascono i suoi 2 figli, Federico e Mariano. Eleonora vive tra Genova e Castelgenovese. In Genova è sempre accolta come una figura regale, una donichella, izza di un re, che su dogge d'ettanno stipulata medas contrattos, ossia di finanziarios, e sia de futuros cugiubios tra surfizzos e sarfizzar di su dogge. Succede però che Pietro Subrade, Ugone III, venne morto e a questo punto ecco che si storia sarda è spiccata in mano da Eleonora. Iscia gira de Tauristano e cricata de abbrannare su discontento de sa popolazione. Iscia birissessiti, si l'orba tutta sa mano, piccata su controllo de tutte sas terras
resissinne a imporre s'autorità sua. E poi promettiti sa pacche e se annullata su pagamento dei sus tributos podecannos e quindi sa gente est in favore suo. Brancaleone Doria intanto batta a Barcellona per narrare chi est intenzione de Leonora a ponnere a carezzare sul trono de Arbarè su Izu Federico e siccome ha solo 9 anni iscia si proclamata giudicessa de Arborea. I teacane sus catalanos che gettano a galera a Brancaleone, che birè è stata pro 7-8 anni, però Eleonora non si dà vinta, perseguiti l'obiettivo suo e birè sesita alla grande, caiscia a resesita a conquistare tutta la Sardegna e sud su comando suo, a parte cracchi fortezza aragonese e sa costa. Su 1378 è l'anno de Sapacche e beniti liberato Brancaleone che intanto non è stato mannato a Torre de San Pancrazio a Castello. Una volta liberato suo marito e su frattempo si è morto Sena Federico e è tarzato come giudice Mariano che su titolo di Mariano V. Eleonora si ritira però potrà ballare a sa famata carta de logo. Ite sa carta de logo? Sa carta de logo este una a suo matessi tempus o codice civile, codice penale e codice rurale. In realtà è stato atto dai suo babbo o Mariano come te codice rurale, però iscia l'ata adattata a sos tempos suo, l'ata implementato, l'ata migliorato. In ive s'obiettivi di regolare sul rapporto giuridico, sul differente rapporto giuridico, l'amministrazione della giustizia, di attuare l'uguaglianza di fronte a sa legge, cioè sa carta dei luoghi, i testi stada. In tempos in uves Italias, Europa, in vivenne e tempos nighedor, buios, in Sardegna si è creato lo Stato di diritto, si Stato moderno di diritto. E questa carta de logo veneti senna applicata dai sossi spagnolos dobbiamo aspettare a sos piemontesos po che la dogare. E te succediti Leonora non è fortunata che sapeste e toccata se naiscia e non siamo stati nemmeno fortunati noi sardos che abbiamo perduto una emina che è valente arzata su trono Mariano però Mariano dopo che in banno si che muore giovaneddo quindi sapete non va prosereo sopra la corona de Arborea e quindi sapete una crisi dinastica. A questo punto Aragona che Gorturgio tornata a piccare, cioè mira espansionistica verso la Sardegna. Su 1409 sa battaglia di Seddori sa struppa su regno di Arborea sotto a su comando di Guglielmo III di Narbona Izzo de Beatrice e sa struppa venne sconfitta dall'esercito di Martino I della corona di Arborea della corona di Aragona. Sul regno di Arborea este quasi assaine. Durata allora su frattempo su Guglielmo III si chiude in Francia poi dirà Zudos e dà su governo a su germano Leonardo Cubello e questo Leonardo Cubello che so aragonese si stringe sa pacche de Santo Martine in uve su regno di Arborea venite alado a Marchesato di Arborea. Tornato da Francia, Guglielmo III, cricata de acre resistenza a sua aragonese, riportata a cracchi battaglie ma de pac in porto. Su 17 di agosto su 1420, sul regno sardo, sul regno di Arborea, estinido.
Io voglio serrare questa presentazione piccando a prestito sa sparagulas del professor Francesco Cesare Casula sul libro che ho nominato prima, Eleonora d'Arborea, Vita di una regina. La sapo tradotta sa surte mardo a riga, si sardo, esce la scritta in italiano. Pro centumizza fiorinos ed è oro, estinida a pustir dei prordi che imbecentos annos su glorioso regno de Locco e che nasce su bisu nazionalistico de Acre Sarda, sa Sardegna. Vi ringrazio dell'attenzione.